Sì, grazie Presidente. Buongiorno a tutti, porto volentieri il saluto dell'azienda sanitaria veneziana a questo convegno nazionale importantissimo per la tematica in particolare appunto che tratta. Grazie Presidente per l'invito, sono onorato di essere qui con voi in questa sede prestigiosa per Venezia, ma non solo, per il Veneto, per l'Italia, una sede di una storia che ha una storia molto importante, e il fatto che l'abbiate scelta per questo vostro incontro sta a significare anche l'importanza che date all'argomento. Sì, è vero, viviamo in un contesto sociosanitario molto particolare, no? La faccio breve, nel senso che a livello nazionale si sta discutendo di legge di stabilità e la parola che emerge è la solita, tagli, no? Parola che crea preoccupazioni nei sistemi sanitari regionali, che crea preoccupazioni nella gente, nei professionisti e nella gente in generale. A livello locale stiamo vivendo un momento altrettanto particolare, che è proprio quello della come dire, ridefinizione, insomma, ecco, dell'assetto del nostro sistema sanitario regionale. Una ridefinizione che passa attraverso una riorganizzazione complessiva che vorrebbe puntare ad una maggiore efficienza del sistema. In effetti la questione sia nazionale che quella regionale sono legate, io penso, da un pensiero, o meglio da una preoccupazione unica, che è quella della sostenibilità del sistema sanitario in questo momento. Perché penso che siamo tutti convinti che è importante che il sistema sanitario rimanga un sistema sanitario pubblico, un sistema sanitario che possa essere, come dire, veramente alla portata di tutti. Allora, a fronte di questa preoccupazione e di questo obiettivo che sia a livello nazionale, spero, ma soprattutto a livello regionale ci poniamo, dobbiamo sviluppare le nostre azioni in maniera tale da renderlo sostenibile questo sistema. Dico spesso che la parola d'ordine per garantire questa sostenibilità è quella che conoscete un po' tutti, l'appropriatezza. L'appropriatezza delle cure, l'appropriatezza degli interventi, l'appropriatezza appunto del modo con cui ci approcciamo alla persona fragile, alla persona che ha bisogno di un aiuto sociosanitario. E in questo senso la domanda che viene appunto spontanea è anche questa: come possiamo declinare l'appropriatezza nella gestione domiciliare del fine vita? Io penso che sia una domanda importante questa, perché siamo tutti coscienti che il fine vita è una veramente situazione molto molto particolare nel nostro percorso appunto di vita, che coinvolge la persona in sé, coinvolge la famiglia e coinvolge insomma il mondo che sta attorno a questa persona, e quindi è importante che ci domandiamo qual è effettivamente la cura giusta, no? Al momento giusto, per il tempo giusto, così come sappiamo definire l'appropriatezza. Quindi giunge veramente, diciamo così, a puntino questo vostro incontro, perché io penso che debba dare una risposta anche in questo senso. I relatori che sono presenti sono relatori molto importanti, di elevata altezza professionale, alcuni li conosco personalmente, ne abbiamo qui insomma, ecco, in prima fila alcuni, a cui devo veramente dire il mio grazie per il lavoro che stanno svolgendo all'interno delle aziende sanitarie che dirigo, ma vedo che tra i tanti relatori ci sono tanti relatori veramente del Veneto che lavorano appunto nelle aziende sanitarie, quindi a loro va il mio ringraziamento e lo stimolo a continuare a lavorare assieme per garantire appunto le migliori cure domiciliari del fine vita. La Regione del Veneto qui con la dottoressa Ghiotto sta facendo molto, sta sviluppando dei percorsi terapeutici importanti. Ecco, io penso che insomma ci sia insomma, ecco, nel Veneto quella volontà di gestire il fine vita in maniera appropriata, mettendo, uso anche questa parola abusata ormai, che a me non piace, ma insomma si usa, al centro la persona, no? È uno slogan, no? Mettere al centro la persona sta diventando uno slogan, lo sentiamo sulla bocca di tutti, sulla mia in primis, però non sempre riusciamo a declinare questo slogan come deve essere. Ricordiamoci che prendersi
che la cura della persona passa attraverso il prendersi cura, che vuol dire innanzitutto rispetto della persona, vuol dire innanzitutto saper accogliere la persona che arriva ai nostri servizi, saper ascoltare la persona che arriva appunto ai nostri servizi, e poi arriva anche, come dire, la cura, ma prima l'accoglienza e l'ascolto. Se riusciamo, non sempre ce la facciamo, però se riusciamo a coinvolgere tutto il sistema in questo modo di fare, allora insomma veramente un passo in avanti nel mettere al centro la persona l'abbiamo fatta. Grazie e buon lavoro.